Ciao a tutti, ci troviamo al parcheggio di Colletto di Velo, raggiungibile percorrendo da Schio la strada che si dirige a Sant'Ulderico e a Bosco del Tratto. Proseguiremo in discesa fino a raggiungere il Colletto Piccolo di Velo, da dove prenderemo il sentiero 455 in direzione della cima di Priaforà. Arrivati all'imbocco del sentiero 455 prendiamo il sentiero sulla sinistra stiamo percorrendo un sentiero, una mulettiera larga e comoda. Raggiungeremo quindi il passo del Colletto Piccolo di Velo, successivamente passo del Gatto. Seguiamo sempre le indicazioni del sentiero 455 in direzione Busa Novegno, passo Campedello. La mulettiera si è fatta più sentiero, splendida giornata autunnale, sole, fa abbastanza caldo considerato il periodo. La strada prosegue in moderata salita. La prossima meta dovrebbe essere il passo del Gatto. Foliage autunnale purtroppo un po' assente. Probabilmente le foglie sono cadute per gli eventi atmosferici degli ultimi mesi, in cui decisamente il tempo non è stato buono. Ne guadagna senz'altro la visibilità, i panorami. Postazione panoramica con osservatorio. Proviamo ad andare a visitarla. Ottima visuale sulla Valdastico, su Monte Cengio, quindi là davanti abbiamo il costo di Asiago, qui davanti un po' nascosto dalle rocce in primo piano il Monte Sumano. Non so se si riesce a percorrerla. Sembra di sì, non è per fortuna eccessivamente lunga. Ok, qui ci sono dei gradini. Postazione d'artiglieria o da mitragliatrice. Davanti a noi un altro bel po' di panorama. Monte Toraro, Spisti Tonezza, Monte Cimone. Siamo usciti dal bosco, il panorama qui
decisamente si apre. Una bella croce sopra il passo del Turla. Non ho trovato finora i riferimenti del passo del Gatto che avevo visto scritti in alcune guide. Quello qui sotto è il passo del Turla, stando perlomeno a quanto riportato dalle scritte lungo il sentiero. Qui sopra abbiamo Busanovegno, sopra il bosco, sopra qui Monte Giove. Quella là in fondo è la croce di Priaforà, la nostra meta finale. La strada da cui siamo arrivati. Arrivati a Passo Trabocchete, proseguiamo lungo il sentiero 455 in direzione Giove, Monte Brazone. Bellissimi tratti in mezzo al bosco che si alternano a tratti più aperti. Questo bivio c'è il raccordo col sentiero 444 a sinistra, ora si può prendere a destra il 455, quindi proseguire verso Sella Giove Brazone. Prendiamo la via di destra. Bisogna fare un attimo di attenzione perché la traccia non è ovunque visibilissima. Bisogna cercare di seguire il sentiero principale, quello più visibile. Arrivati alla caverna ricovero del Monte Brazone. Monumento dedicato al capitano Tito Caporali. Il 12 giugno 1916 le trincee del Novegno, del Monte Giove e il Forte Rivon subirono l'assalto dei Kaiserjäger. La linea non cedette, numerosi furono gli atti di eroismo, gravissime le perdite. Il 13 giugno 1916, nel corso dell'offensiva austriaca, Tito Caporali morì. 3 giorni prima di morire, scriveva alla moglie l'ultima cartolina. Carissima Lena, sto bene. Posso dire che sono a difesa della tua casa. Speriamo. Arrivati al Sella Giove Brazone, 1364 metri di quota. Vuol dire che rimangono altri circa 300 metri di dislivello prima di arrivare sulla cima di Priaforà. Proseguiamo lungo il sentiero 455. Abbiamo appena oltrepassato il bivio col sentiero 444 che conduce in discesa fino a Contralba.
ricordiamoci di tenere sempre il 455 verso Passo di Campedello Monte Giove. Quella là in fondo è Malga Campedello che non raggiungeremo, in quanto non proseguiremo per Passo Campedello, ma ci recheremo sul Monte Giove, quindi per la dorsale fino alla cima di Priaforà. Da questo bivio teniamo la destra per raggiungere la cima del Giove. A sinistra si proseguirebbe per Passo Campedello, comunque anche da là poi è possibile prendere la strada per Priaforà, solo che si salta la salita al Monte Giove. Che faticaccia! Della croce che abbiamo visto molto prima in poi, praticamente la strada è sempre in ripida salita. Siamo arrivati alla zona fortificata del Monte Giove Est. Proseguiamo verso la cima. Che spettacolo! In fondo addirittura si vedono spuntare le pale di San Martino. Il sentiero non è ovunque molto visibile, bisogna fare attenzione a guardare anche un po' i segni rossi sulle rocce o sui pali. Comunque, come riferimento si può tenere anche questa pozza per l'abbeveraggio del bestiame. Si prosegue dritti in salita, si vede anche un'antenna grande in cima, in prossimità della croce. Passata la croce del Monte Giove, proseguiamo sul sentiero sulla dorsale che collega il Giove a Priaforà. Sentiero non visibilissimo, si riesce comunque ad orientarsi abbastanza bene, considerando che bisogna rimanere sulla dorsale tra le due cime. Il sentiero scorre anche ai lati di questa trincea che si vede sulla destra. Al ritorno faremo questo bivio davanti più in basso per congiungerci con la strada che porta a Passo Campedello. Adesso invece faremo la strada in salita fino a Priaforà e alla cima con la croce.
30 maggio 1916 la cima di Priaforà venne occupata dagli austriaci. Con lo scatenarsi dell'offensiva Brusilov sul fronte orientale e il ripiegamento dell'esercito imperiale, poche settimane dopo la cima fu di nuovo occupata da truppe italiane. Per iniziativa della popolazione di Lago, frazione di Velodastico, nel 1933 venne eretta sulla cima una grande croce in legno, in ricordo dei soldati caduti. Questa, logorata e abbattuta da un fulmine nel 1950, fu ricostruita in ferro nel 1960. Abbattuta quasi subito dal vento, la croce, alta 16 metri, fu ricostruita nel 1961. Abbiamo seguito ora il sentiero 435 che conduce ai prati del Passo Campedello.
Da lì prenderemo il sentiero 444 in direzione di Contralba, ricongiungendoci comunque alla fine col 455 per tornare a Colletto di Velo. Era mia intenzione anche provare a fare il giro ad 8 scendendo fino ad Alpe Alba, però i tempi non sono sufficienti perché sono già le 2 passate e alle 5 di sera in questo periodo viene buio, quindi è meglio non correre rischi. Bellissimo il panorama dalle cime di Priaforà, peccato solo che c'era un gruppo di persone che purtroppo stavano parlando di politica, dicendo anche cose abbastanza pesanti e scorrette dal mio punto di vista. Un vero peccato sentire parlare di politica anche in montagna. La montagna è una cosa bellissima, richiama la bellezza della natura. La politica, ahimè, spesso è un qualcosa di molto sporco. Al di là di questa mia considerazione personale, adesso stiamo proseguendo per una comoda mulattiera in direzione di Passo Campedello. La strada, come vedete, è decisamente molto più comoda di quella che abbiamo fatto all'andata. Proseguiamo lungo il sentiero 435. Passo Campedello è una depressione prativa che separa il nodo centrale del Novegno dall'asse Priaforà-Summano. Sulla sponda di una pozza a beveratoio è collocato il monumento, inaugurato il 7 agosto 1921, in memoria dei caduti della battaglia del giugno 1916, che ebbe quale epicentro proprio il passo e sovrastante Monte Giove. Il monumento ricorda i reparti della 31esima divisione italiana al comando del generale Petitti di Roretto, che respinsero gli austriaci. Il monumento rappresenta anche il punto di massima penetrazione delle truppe austro-ungariche. Seguiamo in direzione sentiero 455 in direzione del passo del Colletto Piccolo di Velo. La strada a destra del palo con le indicazioni del CAI e a sinistra di questa pozza per l'abbeveraggio del bestiame. Fin qui tutto bene, sentiero godibilissimo, tutt'altra cosa rispetto a quello dell'andata che era molto ripido, molto faticoso. Stiamo proseguendo sempre per il sentiero 455 per prendere il sentiero dell'andata e tornare a Colletto Piccolo di Velo. Facciamo ora una deviazione prendendo il sentiero 444 verso Contrada Alba e Malga Brazone. Ci ricongiungeremo più avanti col sentiero 455 per un bivio per il quale siamo passati prima. Valuteremo in base ai tempi se scendere fino a Contrada Alba per poi tornare
verso le auto, verso il parcheggio di Colletto di Velo Grande, oppure riprendere il sentiero 455 per scendere direttamente a Colletto Piccolo di Velo. Propendo per il momento di più per la seconda soluzione, perché essendo che comunque le auto le abbiamo parcheggiate non a Colletto Piccolo di Velo ma a Colletto Grande, i tempi ho paura che si allungherebbero un po' troppo. Arriviamo un po' tirati per quanto riguarda l'orario in cui inizia a fare buio, secondo me. Comunque adesso valutiamo. Eccoci qui, tornati al bivio con raccordo tra il sentiero 444 e 455, questo si conduce nuovamente a passo di Colletto di Velo. Siamo tornati a passo del Colletto Piccolo di Velo, l'escursione quindi è quasi terminata. Nel giro di 10 minuti e poco più torneremo in auto al parcheggio di Colletto Grande di Velo. Escursione molto bella, un po' difficile perché parliamo di 800 metri di dislivello circa, un po' di più. Abbiamo impiegato circa 7 ore per completare il giro, considerati comunque i miei tempi molto tranquilli e il fatto che mi fermo abbastanza spesso per effettuare le riprese. Ottimi panorami soprattutto della cima di Priaforà, siamo stati in grado di vedere oggi anche le Dolomiti di Brenta e le Dolomiti del gruppo delle Pali di San Martino. Ottima visibilità, quindi bellissima giornata. Peccato che abbiamo dovuto fare un po' di fretta per il ritorno, perché essendo comunque autunno viene scuro abbastanza presto, al massimo per le 5 dobbiamo essere in auto. Escursione quindi molto consigliata, il percorso è il livello escursionistico fino al tratto che sale a Priaforà, il tratto finale, perché quello è attrezzato ed è quindi classificato E escursionisti esperti. Ma comunque se avete una discreta quantomeno esperienza di montagna, nel senso che non siete abituati solo a fare sentieri turistici o poco più, vi consiglio caldamente questo percorso, a meno che non siate abituati solo a percorrere sentieri molto facili. Con questo è tutto, vi rimando alla prossima, come sempre mettete un like sul video se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sulle ultime novità. Capisco di essere un po' ripetitivo, non mi viene in mente altro da dire alla fine delle escursioni, portate pazienza. Comunque, a parte gli scherzi, spero che
che anche questo giro vi sia piaciuto e di avervi dato degli spunti interessanti per un'altra bella escursione nel gruppo delle piccole Dolomiti vicentine. Ciao!